Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Una svolta nella vicenda delle multe, record di multe dell'autovelox a Cadoneghe con la rivolta dei cittadini che hanno ricevuto le sanzioni. Ci sono stati carabinieri dalla polizia locale, sono stati indagati il capo dei vigili e un suo collega. Sentiamo in diretta le novità da Chiara Gaiani. Buongiorno da Cadoneghe, dietro di me l'autovelox, uno dei due autovelox incriminati lungo la strada del Santo che non funziona. Ricordiamo insomma che c'era stato una sorta di attentato, è ancora in attivo sia questo autovelox sia il secondo. La notizia è che ieri i carabinieri sono stati nel comune di Cadoneghe, hanno presentato un avviso di garanzia che ha raggiunto il comandante facente funzioni della polizia locale e un agente per falso in atto pubblico. I dubbi su cui cerca di far chiarezza la procura che ha inviato appunto i carabinieri in municipio sono quelli legati alla messa in funzione dei due autovelox posizionati lungo la strada del Santo che, lo ricordiamo, hanno fatto circa 40.000 multe in poco più di un mese di funzionamento. Con me, li ringrazio per essere con me, alcuni dei multati, un numero incredibile, 24.000 persone che sono state multate un numero di volte davvero importante. Ricordiamo che loro sono stati anche davanti alla prefettura di Padova proprio per portare all'attenzione delle massime autorità della città la difficoltà di questo momento. Allora partiamo da Andrea Rossi, che è diventato quasi una sorta di portavoce. Questa notizia come l'avete accolta? Beh, è una notizia molto importante. Diamo il valore che deve avere. È chiaro che non c'è colpevolezza fino a che non è dimostrato in qualche modo da una sentenza di un giudice, ma sicuramente apre la strada ad una trasparenza e ad una, come si può dire, ad un percorso che deve in ogni caso portare alla illegittimità dei procedimenti che hanno portato all'installazione degli autovelox e quindi di conseguenza, come abbiamo sempre richiesto e chiesto alle autorità, al sindaco di Cadoneghe in particolare, all'annullamento per conseguenza di tutte le sanzioni che sono state elevate. La strada, diciamo, del procedimento penale farà un suo percorso. Adesso chiediamo velocità nel chiudere questa partita, perché le persone vogliono tornare a dormire sonni tranquilli. Ecco, è proprio questo. Tra l'altro la signora Maristella ci raccontava proprio poco fa che lei è stata una delle prime multate. Sì, la multa se l'ho presa il 23 giugno, il primo giorno di attivazione. Purtroppo mi è stata notificata verso fine luglio. Per fortuna, diciamo, ci sono state le ferie, c'è stata una grandinata che oltretutto è andata a gravare nella mia economia domestica, che mi ha fermato la macchina, quindi io non ho più percorso questa strada. Però un mese e mezzo di attesa per la notifica di una multa, penso che nel frattempo molte persone sono state ne abbiano ricevuto un numero enorme. Esattamente. Perché ricordiamo, questa è una strada davvero molto trafficata, una strada di passaggio. La maggior parte dei multati, alcune multe le hanno pagate anche lei, signor Angelo? Sì, io ne ho avute due. La prima è un giorno che non potrò mai dimenticare, è stato il 28 di luglio, proprio in quel momento lì che è deceduta mia moglie. Il postino mi ha suonato e mi ha consegnato la prima multa perché avevo superato il limite di ben 2 chilometri, dico 2 chilometri orari. L'ho pagata immediatamente perché ero affranto dal dolore e non ho voluto neanche guardarla. Dopo 3 giorni, il 2 di agosto, me ne arriva un'altra di 138 o 186 con 3 punti di decurtazione perché ho superato di 12 il limite di velocità. Questa ha detto no. A questo punto mi sono rivolto a un legale e il legale mi ha consigliato di fare ricorso, cosa che già ho presentato unitamente ad altri multati, diciamo, nella mia stessa condizione. Ora, io cosa devo dire? Devo dire questo, dispiace sempre per l'avviso di garanzia, perché io dico sempre bene lo auguro a tutti e male a nessuno. Tuttavia
qui diciamo è una questione di cassa, hanno fatto solo questione di cassa. Bene, le leggi e i regolamenti vanno rispettati, quindi io dico questo, che chi li emane deve essere prima a rispettarli e poi anche i cittadini dobbiamo rispettarli. In questo caso ho notato fino adesso che anche loro non li hanno rispettati, perché questi autovelox non sono in norma, non sono nella norma. Questo ovviamente lo stabiliranno, lo decideranno le autorità che stanno indagando. I multati credo siano proprio felici di questo, che c'è stato un segnale, la vostra voce è stata raccolta. Ci sono delle indagini per correttezza di informazione, diciamo che abbiamo cercato di contattare anche il sindaco di Cadoneghe, Marco Chiesaro, ci ha detto c'è un'indagine in corso, in questo momento aspetto gli esiti, c'è massima collaborazione da parte del comune con l'autorità giudiziaria e con i carabinieri. Allora abbiamo raccolto le voci dei multati, noi continueremo a seguirvi, a cercare di capire come andrà questa vicenda. Vi ringrazio per la vostra disponibilità, ringrazio anche della collaborazione tecnica il collega Cristian Roque Allende e da Cadoneghe restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Chiara Gaiani da Cadoneghe. Oggi in regia ci sono Francesco Ceron e Alberto Pivetta. Andiamo avanti con il caos migranti. I migranti continuano ad arrivare anche in Veneto, sono stati finora accolti in scuole e palestre. Il Vescovo di Treviso ieri ha sollecitato le parrocchie a fare la loro parte, ma nel frattempo stanno per ripartire le scuole e quindi il Comune di Padova, Sergio Giordani, rassicura, dice entro il 7 di settembre le scuole saranno libere. Oggi è il 6, vedremo se domani ci sarà questa svolta, perché poi il 13 settembre si torna in classe. Vediamo. State lavorando? Certo, come tutti i prefetti d'Italia e come tutti i sindaci d'Italia. È preoccupato che arrivano tante persone, finito. Ma non so i numeri, sa solo lui, basta. E che devo sapere qualche soluzione, sto pensando. La cerimonia di avvicendamento del comandante della Legione Carabinieri Veneto è l'occasione per un faccia a faccia tra il prefetto di Padova, Francesco Messina, e il sindaco della città, Sergio Giordani. L'arrivo di nuovi migranti preoccupa il primo cittadino, che è anche presidente della provincia. In totale adesso sono ospitate 138 persone, 56 nella palestra dell'Istituto Agrario San Benedetto da Norcia, 40 in quella della Scuola Media Falconetto, altri 42 sono nella palestra comunale di Feriole di Selvazzano e il 13 settembre inizia la scuola. Il giorno 7 vengono liberate. E lui il prefetto ha confermato, per non cominciare le scuole, il prefetto mi ha appena confermato ciò. Dove vanno? Questo perché è il prefetto. E abbiamo preso un impegno e mi pare che sia giusto che gli studenti possano fruire, che gli scolari in questo caso possano fruire degli spazi che sono demandati anche alla loro educazione e formazione, in questo caso sportiva. La rassicurazione è la più ampia, le scuole saranno restituite al loro compito istituzionale, il problema è adesso reperire nuovi posti. Padova non ne ha più, precisa il sindaco Giordani. Abbiamo 150 nel SAI, abbiamo minori accompagnate, non abbiamo più uno spazio, abbiamo dato all'ostello, non abbiamo più spazi. La discussione, anche se vivace, era quando arrivano, dove li mettiamo? Come regione, come provincia. Secondo lei c'è l'ipotesi di una tendopoli a Padova? No, non credo proprio. Istituzioni al lavoro su un fronte delicatissimo sulle soluzioni per l'accoglienza, ogni decisione resta in capo alla prefettura. Questo è un tema che io non intendo condividere con la stampa, perché è un tema che spetta alla gestione del prefetto e del quale il prefetto si fa carico senza bisogno di, come dire, presentare le soluzioni, insomma. Troveremo una soluzione. Troveremo una soluzione, dice il prefetto di Padova. Intanto scuole, palestre, persino le case confiscate alla mafia pare verranno messe a disposizione da alcuni
comuni. Ieri sera ne abbiamo parlato a Focus, grandi ascolti anche dalla puntata di ieri. Sentiamo cosa ha detto il sindaco di Legnago nel veronese, Graziano Lorenzetti, che aveva riposto in un armadio la sua fascia tricolore proprio per protestare contro l'arrivo indiscriminato dei migranti, e oggi ha sventolato una bandiera europea con al centro una effigie dell'Africa. Sentiamo cosa ha detto, una parte di quello che ha detto ieri sera a Focus. Non ce l'ha. Ovviamente è per il posto in comune, ma sì, non è quello che dico io, cioè gli africani si permettono a questo punto, i nordafricani in modo particolare, di fermare anche le auto, di fermare il traffico, di piazzarsi in mezzo alla strada e dire: qui è Africa, comandiamo noi, voi dovete fare quello che vogliamo noi, tanto voi non potete farci niente. Questo è il messaggio. Guardi, direttore, io ho l'impressione che fra poco tempo ci sarà una trasmissione come questa dove si parlerà di politica con gli africani, voglio dire, quindi, anzi diranno loro cosa dovremmo fare noi. E io penso che sia giunto il tempo e il momento, considerando che ci sarà un autunno caldo, perché le premesse non sono incoraggianti sulle questioni economiche, sulle bollette, il fatto che molte famiglie perderanno la casa per i tassi di interesse pazzeschi e voluti dall'Europa, e io mi chiedo: ma cosa sta a fare l'Europa? La provocazione è proprio di questo, no? Cioè ormai sta governando l'Africa, quindi non l'Europa. L'Europa non esiste sulla questione migranti, poi meno ancora. Senza considerare che noi da quando siamo entrati in Europa siamo andati giù a picco, vero? Su tutte le questioni economiche. Basti vedere che parlando di salari minimi, come siamo messi con i salari, è disastroso la situazione, sono troppo bassi, la gente con i costi che ci sono non può vivere. E questo era il sindaco di Legnago, Graziano Lorenzetti, ieri sera a Focus. Vi dicevo, il sindaco Lorenzetti ha parlato della resistenza dei sindaci che non vogliono assolutamente avere a che fare con i migranti. Di altro tenore le parole della Chiesa, in particolare del Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, che ieri è andato a parlare con i migranti che sono stati accolti nell'ex caserma Serena di Treviso. Sentiamo cosa ha detto. La questione dell'accoglienza è importante che venga condivisa soprattutto dalle comunità che accolgono. Lì dove ci sono possibilità, lì dove ci sono risorse, è bene che le parrocchie si attivino, avranno tutto il sostegno sia logistico che anche di mediazione, per esempio dalla Caritas. La diocesi di Treviso apre all'accoglienza dei nuovi invii di migranti nelle parrocchie. A confermarlo oggi il vescovo Tomasi in visita all'ex caserma Serena, dove ha celebrato la Santa Messa aperta anche alla comunità musulmana. Un segnale concreto della Chiesa quindi alle istituzioni, ma anche agli stessi migranti, sottolineato dall'omelia con un passaggio ben preciso. Ognuno deve fare la propria parte, ci sono le istituzioni dello Stato, ci sono gli enti locali, ci sono le cooperative, le associazioni, c'è la Chiesa, ci sono le comunità religiose. Questa è la storia del nostro tempo, le persone sono in movimento e sono qui da noi e sono persone. Anche loro devono fare la loro parte di inserimento nel tessuto sociale. Certamente, certamente, e chiaramente lì dove ci sono comportamenti sbagliati si sanzionano i comportamenti sbagliati, perché è giusto che sia così, ma lì dove c'è la voglia di inserirsi, la voglia di lavorare, non è uno scherzo per nessuno di loro. Lavoro quindi come elemento essenziale di inserimento nelle nostre comunità, accompagnato però anche da strutture abitative che diano una reale indipendenza personale. Per questo anche oggi si è parlato del progetto del sindaco di Treviso per una sorta di ufficio di collocamento al lavoro dei migranti. Abbiamo consegnato al sindaco una lista degli ospiti con le professionalità che si portano dietro, quindi con i loro bagagli culturali. Momento difficile però è quello successivo, perché il lavoro in questa provincia è molto florido da questo punto di vista, mentre almeno lo è dal punto di vista abitativo, e quindi i ragazzi poi non trovano, una volta trovato lavoro, una sistemazione, una casa. E qui torna l'esperienza di 20 anni fa con gli immigrati che lavoravano nelle fabbriche e dormivano in case o capannoni diroccati o nella rullotopoli della Croce Rossa lungo la strada ovest, per i quali poi gli industriali costruirono a Casier 20 appartamenti oggi di proprietà del comune. L'idea di 20 anni fa di Casier probabilmente
potrebbe anche essere una sorta di ripresa, ma dobbiamo far capire ai piani alti che diano anche secondo me una possibilità di sgravi fiscali, cioè incentivare anche gli industriali a poter dare una mano alle amministrazioni e mettersi assieme per trovare delle nuove disponibilità, delle nuove risorse. E ieri sera a Focus c'era anche il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, che è il capo della rivolta dei sindaci che non vogliono l'accoglienza. Sentiamo cosa ha detto. Anche per le forze dell'ordine è assolutamente demotivante. Dopo, io ripeto, io sono un po'... cioè, il tema di questa sera sull'immigrazione in generale è un problema reale che stiamo vivendo con forte disagio, perché c'è una fortissima tensione sociale e tantissimi problemi che noi amministratori insieme ai cittadini stiamo affrontando. Il caro bolletta, il caro mutui, il caro carrello della spesa, cioè ci sono problematiche serie. Dopodiché ti vedi la cooperativa, ripeto, per esempio del mio comune, abbiamo una cooperativa, ho scoperto che avevamo una cooperativa che ho mandato i vigili a controllare. Che cosa ha fatto? Ha comprato un studio medico dismesso a Oltrebrenta, quindi una zona in periferia praticamente al confine con Stra, e ha pensato bene su 60 metri quadri a mettere 11 richiedenti asilo. La cooperativa dopo, non contenta, è venuta in comune. Io sono andato dal prefetto il giorno dopo, il giorno dopo il prefetto li ha mandati via 5, perché c'è una legge che dice che una persona deve avere almeno 10 metri quadri disponibili, quindi non puoi farci stare sul mini appartamento 11 persone come pacchi. Ok, quindi il giorno dopo si è scusato, perché tra l'altro non ero neanche stato chiamato, ne ha mandati via 5. Non contenta, la cooperativa continua sistematicamente, settimanalmente a venire dal sottoscritto, che è ufficiale di stato civile, a chiedere la residenza. Allora, da un punto di vista urbanistico... Diceva, questo era un esempio proprio del suo comune, Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana. Adesso andiamo in diretta da Venezia, da Mestre, anzi da Venezia, proprio dal Tribunale di Venezia. Vedo collegata Ilaria Marchiori perché c'è stata un'operazione antidroga che ha sgominato una banda, un racket di nigeriani in 5 regioni. Sentiamo i particolari, a te Ilaria. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo proprio qui davanti alla procura dove si è da poco conclusa la conferenza stampa del procuratore Bruno Cherchi proprio per illustrare questa vastissima operazione condotta dai carabinieri di Vicenza che coinvolge oltre alla nostra regione anche Lombardia, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna, un'operazione che ha portato all'arresto di 22 cittadini nigeriani indagati per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Un'operazione, un'indagine pluriennale iniziata, pensate, questo l'ha voluto sottolineare proprio il procuratore Cherchi, da un controllo su degli ovuli trovati, in realtà che contenevano pochi grammi di droga al loro interno, ma quello che è balzato all'occhio che fossero contrassegnati, e quindi da lì poi è partito tutto fino ad arrivare a sgominare questa banda di nigeriani in tutte queste regioni, appunto. Ovviamente il territorio è quello di Vicenza. Tra l'altro una cosa importantissima che ha voluto sottolineare, evidenziare il procuratore questa mattina, la più grossa operazione in tal senso che coinvolge la provincia di Vicenza, e ricordiamo poi anche la zona di Campomarzo. Infatti i carabinieri hanno detto che questa mattina i vicentini si sono svegliati proprio con l'elicottero di Belluno che sorvolava sopra le loro teste. 320 i carabinieri coinvolti, più poi altri colleghi da altre province, come ad esempio dal battaglione di Mestre, e non solo, e appunto anche Belluno che ha dato il suo contributo anche con l'aiuto con l'elicottero. Un'indagine che è stata condotta, ha detto il procuratore Cherchi, col metodo classico a partire dalle intercettazioni però utilizzate con il fine
fine poi di verificare quello che effettivamente poi si è scoperto attraverso i pedinamenti. Ma per ulteriori dettagli sentiamo proprio l'intervista che abbiamo appena realizzato con il procuratore della Repubblica di Venezia, Bruno Cherchi. Questa è la prima attività che viene fatta dalla distrettuale a Vicenza, è un'attività di grande rilievo, non solo perché è la prima e quindi, come è noto, l'inizio delle attività è sempre più complicato perché bisogna avere una conoscenza del territorio particolarmente approfondita. Devo dire che i carabinieri hanno non solo lavorato ottimamente come sempre, ma hanno se posso dire, evidenziato qualcosa in più, perché il dato dell'accertamento iniziale, cioè quello che dicevo sugli ovuli, il dato è in qualche maniera un intuito investigativo che poi ha portato alle conclusioni, ma che è stato notato dai carabinieri operanti. Nelle indagini sono stati utilizzati, i metodi definiti classici, tra cui le intercettazioni poi da utilizzare come metodo poi di prova. Sì, questa è un'attività che la distrettuale ha sempre fatto, e cioè evitare la cosiddetta droga parlata nei processi. L'utilizzo dell'intercettazione è assolutamente necessario, ma è necessario per poter poi arrivare al riscontro sul campo, e cioè l'osservazione di quello che è stato accertato mediante intercettazione e il seguire le persone e arrivare concretamente poi ad accertare se i soggetti avevano la sostanza stupefacente. Voi sapete che per telefono comunque si parla per parole non dirette e quindi talvolta è poi necessario provare che quando si parla, nel caso concreto si parlava di pantaloni e pantaloncini in relazione al quantitativo di sostanza stupefacente. Allora certo noi possiamo presumere che si parli di droga, ma l'attività accertativa in concreto deve essere fatta, ed è stata fatta, ripeto, con una lunga attività e anche come impiego di personale e di mezzi molto rilevante, con l'osservazione e il seguire i soggetti. Avete dunque sentito l'intervista al procuratore Cherchi al termine della conferenza qui in procura, poi nell'edizione serale dei nostri telegiornali avremo ulteriori dettagli su questa vastissima operazione condotta dai Carabinieri di Vicenza. Io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Ilaria Marchiori da Venezia. Andiamo nel Vicentino. Controlli antidroga nei parchi. A Torre Belvicino da parte della polizia locale è stato bloccato un giovane pusher che ha poi tentato anche la fuga lanciando lontano un panetto di hashish. Vediamo. Torre Belvicino, un giovane spacciatore di 22 anni è stato denunciato dalla polizia locale Alto Vicentino, colto in flagrante mentre stazionava nei pressi del parco giochi tra via Veneto e via Galilei, una zona dove lo spaccio di droga sta allarmando i residenti che avevano segnalato più volte la situazione. Gli agenti hanno quindi iniziato un'azione di monitoraggio anche in abiti borghesi. Nel primo pomeriggio di giovedì hanno assistito allo scambio di droga tra il 22enne seduto su una panchina e un ciclista entrato nel parco. Gli agenti di polizia locale sono quindi prontamente intervenuti, ma il giovane ha cercato di disfarsi della dose di hashish lanciandola lontano e cercando di fuggire. È stato invece raggiunto e bloccato dalla polizia, che ha effettuato successivamente una perquisizione domiciliare. In casa il giovane aveva 2 bilancini di precisione e altri 7 grammi di hashish. Servizio di Daniele Garbin e andiamo adesso a Padova per l'incendio di una vettura ieri nel pomeriggio e salva la famiglia che si trovava all'interno dell'auto. Vediamo. Sono stati attimi di terrore in via Marco Polo vicino a Piazzale Santa Croce, a Padova, quando ieri una BMW 320 ha preso fuoco. A bordo una giovane coppia con una bimba di appena 11 mesi. La famiglia è riuscita ad uscire in tempo dalla vettura e a mettersi in salvo. Sul posto, per spegnere l'incendio, i vigili del fuoco che hanno utilizzato anche il liquido schiumogeno. Le cause dell'incendio sono al vaglio degli investigatori.
Sul posto intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato. Vi abbiamo raccontato l'altro giorno di un ladro sbadato che ha lasciato proprio lì dove ha commesso un furto in un'abitazione i suoi documenti, per cui è stato subito rintracciato e arrestato. È un caso analogo, ma questa volta la ladra addirittura 6 anni fa aveva dimenticato degli slip e dopo 6 anni è stata identificata e arrestata. Vediamo. Aveva svaligiato sicuramente con almeno un complice un appartamento all'Arcella. La ladra, identificata dalla Procura di Padova per un passo falso a 6 anni di distanza dal fatto. In casa i malviventi non si erano accontentati di arraffare soldi e un PC. Avevano anche mangiato e si erano persino cambiati d'abito. Nel fare questo la ladra, una donna bulgara di 30 anni ben nota alle forze dell'ordine, ha dimenticato gli slip che, recuperati dai carabinieri, sono stati esaminati dalla RIS di Parma, che grazie al DNA ha dato un nome e un volto a uno dei malviventi. Appena uscita dal carcere, la donna è quindi nuovamente ricercata. Allora partirà la prossima primavera, non è stata ancora stabilita una data, la novità di cui si è parlato tante volte del contributo d'accesso, cioè chi deve andare a Venezia dovrà pagare, sborsare 5 euro, questo vale per i turisti, i veneti invece dovranno solo prenotare. Bisognerà capire bene insomma come funzionerà, ci saranno altri dettagli nei prossimi giorni, però sarà intanto una prova, un test che durerà soltanto 30 giorni. Vediamo il servizio di Ilaria Marchiori. Parte la sperimentazione del contributo di accesso nel 2024, dalla primavera del 2024. Finalmente approdiamo per la fase finale in Consiglio Comunale per l'approvazione il 12 di settembre. Oggi è stata approvata la delibera di Giunta che dà indirizzo di presentare l'emendamento di Giunta che conclude questo iter dopo aver ascoltato associazioni e veneziani. Finalmente si cercherà concretamente di disincentivare il turismo giornaliero in alcuni giorni dell'anno. La Giunta Comunale riunitasi oggi ha dato dunque il via libera. Chi dovrà pagare? In linea generale i visitatori giornalieri sopra i 14 anni. Saranno esclusi i residenti nel Comune di Venezia, i lavoratori anche pendolari, gli studenti di qualsiasi grado e ordine di scuole e università che hanno sede in città o nelle isole, i componenti dei nuclei familiari di chi risulta aver pagato l'IMU nel Comune. Esentato invece chi soggiorna in strutture ricettive del territorio comunale, quindi i turisti pernottanti, i residenti nella regione, i ragazzi fino ai 14 anni, chi necessita di cure, chi partecipa a competizioni sportive, forze dell'ordine in servizio, coniuge, convivente, parenti o affini fino al 3° grado di residenti nelle aree in cui vale il contributo e una serie di ulteriori esenzioni. Una sperimentazione a cui noi ci approcciamo con grande sensibilità, con grande anche umiltà, perché siamo convinti che sia un percorso sicuramente migliorabile, sicuramente oggetto di interventi che possano in qualche modo renderlo ancora più fluido nella sua gestione. Cercheremo di pesare il meno possibile in termini di oneri sulla prenotazione, sarà invece molto semplice, molto legata al digitale e consentirà di raccontare al mondo che in alcune giornate, nelle giornate particolarmente affollate, non è consigliabile la visita in giornata alla città e quindi conviene prenotarsi per un altro periodo, scegliere un altro giorno. Inizialmente il contributo sarà di 5 euro, poi si vedrà durante la sperimentazione cosa cambiare o mantenere. Al momento si parla di circa 30 giornate, il cui calendario sarà diffuso nelle prossime settimane, soprattutto ponti primaverili e weekend estivi. E ci sono state subito le reazioni dei consiglieri di opposizione. Quello che la Giunta fa, hanno detto, è semplicemente cassa, recuperare risorse ancora una volta dal flusso turistico. Questo è il commento della consigliera del PD Monica Sambo. L'idea che facendo pagare 5 euro in poche giornate dell'anno si possa utilizzare
questo strumento per salvare la città dalla devastazione del sovraffollamento turistico è l'emblema di una giunta che non ha idee. Vedremo come la gestirà, ha detto la Sambo. Paolo Ticozzi, consigliere comunale del PD, invece ha detto: ho scritto al prefetto perché è grave dal punto di vista istituzionale che il centrodestra tenti di ignorare e insabbiare la richiesta di istruttoria partecipata che 11 consiglieri di opposizione hanno fatto nel pieno rispetto dei regolamenti con cui si chiedeva un ascolto vero della cittadinanza sul ticket d'ingresso. Intervenuta anche il consigliere di tutta la città insieme, ha definito il provvedimento come un biglietto da pagare all'ingresso della città, quindi inaccettabile. Come inaccettabile, ha continuato, è la modalità blitz, portare questo inutile pasticcio in Consiglio Comunale il 12 settembre, non a caso durante il vertice di UNESCO a Riyadh, quasi a dire è per convincere l'UNESCO che Venezia non sta morendo, che sta reagendo. Quindi è molto dura l'opposizione su questo. Di fatto Venezia è un museo a cielo aperto, viene calpestato quotidianamente da migliaia di persone, 30 milioni di turisti in un anno. È bene che in qualche modo si cerchi di arginare questo assedio che non si può continuare a vedere in presenza di una vecchia signora come Venezia, vecchia signora e anche malandata. Allora vediamo i titoli del Corriere del Veneto questa mattina. Vediamo questo primo titolo, eccolo qui: 500 medici e infermieri in fuga verso l'Arabia e i paesi del Golfo, fino a 20.000 euro al mese. Certo, molti medici sono attratti da questi stipendi. L'autovelox delle 24.000 multe in un mese, in guai il capo dei vigili, è indagato. Questo è il servizio con cui abbiamo aperto il telegiornale in diretta. Venezia, gli studenti spazzini a chiamata, così capiamo quanto costa pulire la città. E poi ancora il ticket d'ingresso a Venezia, come funziona, chi non paga, le regole per la prenotazione. Bisogna davvero soffermarsi sui dettagli per capire quali sono le esenzioni e tutti i particolari. Vediamo a Bassano del Grappa una grande incompiuta, è ancora quella del Tribunale di Bassano, è atteso da anni dai cittadini che devono andare fino a Vicenza se hanno problemi con la giustizia o se comunque devono andare in tribunale e purtroppo ancora si aspetta che questa cittadella giudiziaria che è partita molti anni fa e che è pronta, che è costata 12 milioni di euro, entri in azione. Vediamo. Riparte da Venezia il percorso che potrebbe portare alla riapertura del Tribunale della Pedemontana. Dopo le visite bassanesi del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, infatti, il percorso sembra essersi incagliato a Roma, dove la scadenza di agosto per importanti novità non è stata rispettata. La sindaca Elena Pavan ha scritto al ministro della giustizia Carlo Nordio, ma nel frattempo i consiglieri regionali del territorio non sono rimasti con le mani in mano. E così il vicepresidente del Consiglio Veneto Nicola Finco ha proposto assieme ai colleghi Alberto Villanova ed Enoch Soranzo un pacchetto di legge da trasmettere al Parlamento. Importante la provenienza dei firmatari, che va appunto dal Bassanese alla Marca e alla provincia di Padova, a confermare l'interesse sovraterritoriale del Tribunale. È importante anche la provenienza politica, dato che due importanti partiti di governo nazionale, Lega e Fratelli d'Italia, sono rappresentati in calce al provvedimento. La proposta è stata approvata poche ore fa e ora l'iter vuole cancellare la scelta operata 11 anni fa dall'allora governo Monti, definita fallimentare da chi oggi chiede la riapertura del Palazzo di Giustizia bassanese. All'epoca furono tagliate dalla geografia giudiziaria importanti sedi come Cittadella, Este, Adria, Castelfranco Veneto, Conegliano, Montebelluna, Chioggia, Dolo, Portogruaro, San Donà di Piave e Pieve di Cadore, Legnago, Soave e Schio. Il nuovo assetto ha scontentato molti a partire dai cittadini e ora un fronte compatto di sindaci, addetti ai lavori, aziende chiede di rivedere quella scelta varando il Tribunale della Pedemontana, una sede in grado di assorbire le istanze di un territorio molto vasto dalla grande concentrazione di aziende e attività. Una sede che fisicamente esiste già, basta solo girare la chiave per accendere la macchina. E ora, con il voto in Consiglio regionale, quel momento è ancora più vicino.
Servizio di Ferdinando Garavello, e a Vicenza intanto è guerra in comune attorno alla riqualificazione dell'ex tribunale che oggi è completamente abbandonato. Il centrodestra chiede all'amministrazione di Giacomo Possamai, del sindaco, di non bloccare il progetto già avviato che prevede di portare la biblioteca bertoliana all'ex tribunale. Stasera sulla questione si riunirà la Commissione Cultura e ci colleghiamo in diretta con Carlo Alberto Inghilleri. A te la linea, Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori dall'ex Tribunale di Vicenza, dove mi trovo in compagnia dell'ex assessore alla cultura Simona Sciotto, oggi consigliere comunale di centrodestra nella lista Rucco Sindaco. Il tema è una vera e propria battaglia politica, l'avete fatta esplodere perché il motivo del contendere è l'ex tribunale, un progetto di riqualifica urbana che prevede di portare qui il polo bibliotecario, cioè questo è l'ex tribunale, oggi è relegato a palazzo semi-abbandonato, viene utilizzato come archivio dei faldoni dell'attuale tribunale, quello funzionante di Borgo Berga, ma in realtà è uno dei buchi neri della città, lo possiamo definire così. Per questo l'ex amministrazione di centrodestra aveva lavorato quasi 5 anni per reperire fondi, per portare avanti un progetto di riqualifica che permettesse di portare qui i giovani, gli studenti, per ridare vita a questo luogo. Ebbene, siamo proprio in centro storico, lo ricordo, un buco nero in centro storico non sta bene. Il tema stasera approda in Commissione Cultura perché il centrodestra si domanda, lo chiedo io e lo chiedo anche a lei, ma l'attuale sindaco Giacomo Possamai vorrà portare avanti questo progetto? Tutto sintetizzato perfettamente, è stata una grande battaglia per noi, non solo per reperire fondi negli scorsi 5 anni, ma anche proprio per dare vita a un progetto di una biblioteca moderna, come merita Vicenza e come meritano i giovani di Vicenza, che abbia spazi anche multimediali, che sia luogo di incontro, che sia luogo di crescita, in un punto tra l'altro della città che è fondamentale perché c'è vicino il Museo Naturalistico Archeologico, Palazzo Montanari, a pochi metri il Teatro Olimpico. Noi qui sogniamo una vera e propria cittadella della cultura, quindi è una battaglia urbanistica ma anche culturale per la città. Noi vogliamo risposte, abbiamo la sensazione che il sindaco in realtà, l'attuale sindaco forse voglia qualcos'altro, ma noi battaglieremo perché la nuova biblioteca bertoliana rimanga qua. Anche perché è un progetto che ha portato avanti il centrodestra negli ultimi anni con delle spese, con degli investimenti, reperendo fondi. Altri fondi sono da reperire. Avevamo anche fatto proprio delle manovre di bilancio per destinare già dei fondi delle precedenti, diciamo, manovre finanziarie a questo progetto. 5 milioni circa erano già accantonati, una delibera che poi prevedeva di accantonare 2 milioni per anno, e quindi insomma c'era stato un lavoro veramente importante per mettere a disposizione dei fondi per un progetto che per noi era fondamentale e centrale per la città. Qui non può che esserci la nuova biblioteca bertoliana. Stasera in Commissione Cultura a Palazzo Trissino sarà battaglia? Assolutamente sì, vogliamo sapere che perplessità hanno, che obiettivi hanno, per quale ragione si stanno guardando altrove, che eventuale progetto alternativo vogliono proporre alla città, ma noi rimaniamo convinti, anche perché ci avevamo studiato tanto, avevamo approfondito anche con lo IUAV, che questo è il luogo adatto anche per la metratura che ha, perché Vicenza ha bisogno di una biblioteca che abbia degli spazi davvero adeguati a quelle che sono le necessità non solo degli studenti universitari ma di tutta la città. Quindi avete sentito, stasera in Commissione Cultura sarà battaglia politica sul progetto di riqualifica dell'ex tribunale. Ringrazio Simona Sciotto e direi che da Vicenza per il momento è tutto. Avete capito, ci saranno altri capitoli di questa vicenda. Restituisco la linea allo studio. Grazie Carlo Alberto Inghilleri, responsabile della nostra redazione vicentina, e l'ex assessore Sciotto. Torniamo a Bassano del Grappa, dove ci sono importanti novità per i musei civici cittadini. Sarà restaurata ed esposta nuovamente al pubblico la colossale statua equestre di Antonio Canova. Vediamo.
Restaureremo il cavallo monumentale di Canova, di gesso dipinto effetto bronzo, che da diversi anni riposa in casse nei depositi del museo smontato. Abbiamo trovato dei sostenitori finanziatori che integralmente copriranno le spese per questo restauro importantissimo e siamo molto orgogliosi di poter aggiungere questa opera d'arte, restituirla alla città e alla collettività all'interno del nostro museo. È l'annuncio ufficiale del primo cittadino di Bassano del Grappa, in occasione del sopralluogo sullo stato di avanzamento dei lavori del Museo Civico. Un intervento strutturale radicale che ha modificato l'area espositiva delle 3 principali sale al primo piano del complesso museale. Da qui la volontà di far ripartire l'offerta culturale in una cornice inedita che meglio valorizzerà le collezioni permanenti e quelle che prossimamente verranno presentate. Il cavallo del Canova riassemblato sarà il protagonista qui, a 200 anni dalla sua realizzazione. Una delle opere più imponenti realizzate dal grande maestro. Era stato selezionato in più parti nel 1969. Il cavallo tornerà nel museo, tornerà al piano nobile del museo. Stiamo naturalmente attuando gli studi tecnici che ci diranno se la nostra idea, i conti torneranno con la nostra idea. Diventerà l'opera simbolo, anzi tornerà ad essere l'opera simbolo del Museo di Bassano. È l'unico cavallo monumentale in gesso dipinto a finto bronzo che esiste al mondo, alto oltre 4 metri di altezza. Sarà un'opera straordinaria e stupefacente. Bene, adesso andiamo in diretta a Cittadella, perché ci dirà tutto sui lavori per riparare il tetto della chiesa di Laghi di Cittadella Vanessa Banzatto, tetto della chiesa che è stato distrutto dalla grandine. Andiamo in diretta con Vanessa Banzatto, a te la linea, Vanessa. Buongiorno, ci troviamo a Laghi di Cittadella. Siamo proprio davanti alla chiesa della frazione di Cittadella, dove, come state vedendo, sono al lavoro i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Stanno cercando di coprire con dei teli il tetto della chiesa, che è andato completamente distrutto dalla grandinata delle scorse settimane. Una grandinata potentissima che ha colpito tutta la fascia di San Pietro di Rosà, Tezze sul Brenta, questa parte di Cittadella, mettendo in ginocchio tantissime famiglie, tantissime abitazioni, ma anche tanti comuni. Abbiamo parlato anche con il parroco Don Attilio De Battisti, che appunto ci ha confermato la cifra importante che servirà per rimettere in piedi un po' tutta la chiesa. La chiesa adesso, tra l'altro, dopo la grandinata che ha distrutto il tetto, non avendo una guaina apposita, ha subito pesanti infiltrazioni d'acqua nel momento in cui si sono verificate anche le piogge. Raccontava sempre Don Attilio che è stato necessario togliere e spostare l'organo all'interno della chiesa, e addirittura c'era l'ordine, non appena cominciasse a piovere, di evacuare l'edificio religioso, perché c'era il pericolo che il tetto crollasse. Di conseguenza è stato reso necessario appunto l'intervento dei vigili del fuoco, perché sono gli unici che hanno in dotazione queste gru molto alte, che riescono a raggiungere quindi il tetto della chiesa nello specifico, e posizioneranno quindi un telo di copertura e ancoreranno dei sacchi che permetteranno così all'edificio almeno di non subire le infiltrazioni d'acqua nel momento in cui dovessero arrivare le piogge. Si parlava di cifre, Don Attilio parlava di una cosa come 160.000 euro, perché non soltanto c'è la copertura della chiesa da risistemare, ma la potente grandinata ha colpito, ha rovinato, mandato in frantumi anche le vetrate a nord della chiesa, quindi ci sarà anche da risistemare, da rifare tutto quanto quello che è il comparto delle vetrate della chiesa, e anche in questo caso saranno cifre importanti. Di conseguenza un'intera comunità, anche in questo caso, che è stata letteralmente messa in ginocchio dal maltempo delle scorse settimane. E ricordo l'intervento
che si dovrà fare a Tezio sul Brenta, hanno dato le cifre, le abbiamo riportate anche noi nei nostri telegiornali. Tezio sul Brenta si parla addirittura di una cosa come 72 milioni di euro che serviranno per ripristinare i tetti di tutte le abitazioni colpite dalla terribile grandinata. Quindi davvero un maltempo che ha messo in ginocchio un'intera comunità, intere comunità, e adesso noi abbiamo seguito i lavori nello specifico alla chiesa di Cittadella, anche perché sappiamo i rischi che si possono correre nel momento in cui una struttura del genere sia messa a rischio, nel momento in cui appunto tanti fedeli si trovano in chiesa. Bisogna garantire, assicurare al 100% la sicurezza della struttura dell'edificio. Per il momento è tutto, vi ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato. Andiamo a Treviso, dove vedo Lucio Zanatto in piazza Rinaldi, perché il 22 settembre ci saranno gli stati generali dell'ANCI a Verona con tutti i sindaci. Raccontaci tutto, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Intanto vi faccio vedere una bella immagine di Palazzo Rinaldi, che è uno dei palazzi più belli della città di Treviso. Devo dirti anche che sono contornato da turisti, è una città sempre più piena di turisti quella di Treviso. Ma noi siamo qui a Palazzo Rinaldi perché c'è la conferenza stampa di presentazione del sindaco Mario Conte proprio degli stati generali. Cosa sono gli stati generali? Praticamente è la riunione che una volta all'anno tutti i sindaci fanno per contarsi e contare di più, non solo a Roma ma anche a Bruxelles. Quello più o meno è, diciamo, l'idea che ha il sindaco Mario Conte. L'anno scorso è stata fatta a Vicenza, quest'anno, come hai detto giustamente tu, Palazzo della Gran Guardia, dalle 9 del mattino del 22 settembre ci sarà l'incontro di tutti i sindaci. Uno dei temi, come abbiamo sentito prima da Vanessa Banzato, sarà sicuramente il sostegno a chi ha avuto danni importanti nel maltempo e quindi si rivolge al sindaco per avere un sostegno, ad esempio per rimettere a posto il tetto, per rimettere a posto magari anche, che ne so, le finestre, per dire, oppure l'auto che è stata devastata. Insomma, piccole cose che poi diventano grandi quando diventano i grandi i numeri. E tanto è vero che il sindaco Mario Conte dice: noi ci ritroviamo perché cominciamo a contarci, cominciamo a parlare ancora una volta dei nostri problemi, cominciamo anche a capire come affrontare situazioni come quella del PNRR, oppure magari anche di tutte quelle beghe, chiamiamole così, loro le chiamano beghe, in realtà che comunque sono noie giudiziarie, dove il sindaco viene coinvolto ma in realtà nulla poteva, però in termini, diciamo così, legali deve essere comunque coinvolto, e proprio per questo loro cercano maggiore tutela. Ma proprio per questo sentiamo l'intervista che il sindaco Mario Conte, presidente ANCI Veneto, va ricordato, ci ha rilasciato raccontando proprio quali saranno i punti fondamentali dell'incontro del 22 di settembre. Ogni anno, da quando sono presidente di ANCI Veneto, chiamo a raccolta i sindaci per fare la fotografia del periodo storico che stiamo vivendo, tra opportunità e soprattutto difficoltà, ma non ci limitiamo ad analizzare le difficoltà, cerchiamo di proporre anche delle soluzioni. Quindi ogni anno in questo incontro, che quest'anno faremo a Verona, l'anno scorso a Vicenza, ci raduneremo per discutere e soprattutto per portare sul tavolo del governo delle proposte che arrivano dai sindaci veneti, che da sempre rappresentano un'eccellenza amministrativa nazionale. Ecco, qual è la prima proposta che secondo lei va presentata a nome di tutti i sindaci veneti? Ma in realtà le proposte sono davvero tante. Ridursi a una sola proposta è davvero complicato. Dobbiamo parlare di PNRR, dobbiamo parlare di immigrazione. Noi chiediamo fondamentalmente che ci vengano liberati i fondi, chiediamo attenzione nel patto di stabilità, chiediamo la possibilità di integrare il nostro personale. Ricordo che le nostre comunità hanno una grande attesa nei confronti degli enti pubblici, quindi l'asticella della qualità amministrativa è molto alta, e per mantenerla alta dobbiamo avere gli strumenti. E poi continueremo a chiedere che ci vengano tolte delle responsabilità, quelle indirette dei sindaci, perché noi siamo d'accordo che dobbiamo pagare nel momento in cui sbagliamo, è altrettanto vero che non possiamo trovarci indagati per responsabilità che non sono nostre. E questo è il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Mario Conte. Ma Lucio, hai incontrato oggi anche un altro sindaco, il mitico ex sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini. Cosa ti ha detto e cos'altro c'è di importante da segnalare oggi in città?
Allora, intanto devo dirti che come ci hai insegnato, porto avanti quella che si usa dire la famosa laurea in marciapiede che abbiamo noi cronisti, ovvero quello di consumare le scarpe cercando le notizie ai tutti i bordi della città. Allora, va detto intanto che questa mattina alla penisola del Paradiso è stato posato il nuovo ponte, devo dire un'opera notevole per quanto riguarda il peso, ma anche per la spettacolarità dell'operazione. Questa mattina intorno alle 9, transennate le mura, è fatto proprio questo passaggio. Prima il ponte nuovo in acciaio che prende il posto del ponte storico, che è il ponte vecchio, quello di Gentilini, nella penisola del Paradiso, che era in legno e stava ormai decadendo, e questa è stata la prima cosa. Poi girando sempre per la città abbiamo trovato il sindaco per sempre, perché non si può dire ex sindaco, Gentilini è sindaco per sempre qui a Treviso. E se abbiamo sentito prima, Mario Conte parlerà di immigrazione, ovviamente agli Stati Generali. Immigrazione ne hai parlato tu ieri sera nel corso del Focus. Immigrazione è stato anche il tema dell'incontro di ieri all'ex caserma Serena, dove tra le tante cose è partita l'iniziativa del matching, cioè praticamente della riunione, del connubio tra domanda e offerta, cioè domanda di lavoro da parte degli immigrati e offerta di lavoro da parte degli industriali e delle categorie produttive. Perché? Perché ci sono diverse competenze all'interno della Serena, e ieri Marinese, il responsabile della struttura dell'ex Serena, ha dato 50 curriculum con le competenze di 50 immigrati, proprio per cercare di vedere di inserirli all'interno della produzione. Il primo sponsor di questo ufficio del lavoro, che dovrebbe nascere all'interno della caserma Serena, forse primo addirittura in Italia, e quindi come sempre dalle nostre parti partono le idee che poi sicuramente diventeranno idee per tutta la nazione. Il primo sponsor di questa idea è stato proprio Giancarlo Gentilini, che ha detto: ottima idea, bisogna cercare di, visto che noi siamo a natalità zero, abbiamo pochissimi operai, bisogna cercare di inserire questi immigrati nei luoghi di lavoro dove noi non abbiamo più forza lavoro, però è altrettanto vero che bisogna dargli anche a questo punto una casa e la possibilità di entrare nel tessuto sociale. Un po' come è successo 20 anni fa, perché poi la storia si ripete, direttore, tu lo ricorderai, c'era la Rulottopoli in strada Ovest qui a Treviso con gli immigrati di prima generazione. Insieme alla Rulottopoli c'erano anche quelli che dormivano nei capannoni dismessi dove adesso ci sono dei parcheggi multipiano, mi viene in mente la zona vicino alla stazione, e quindi cercare di dargli una possibilità di occupazione, di inserimento nel nostro tessuto produttivo e sociale, dopo naturalmente che loro abbiano imparato bene le nostre regole, ma è altrettanto vero che allora gli industriali o comunque le forze produttive, come 20 anni fa, devono darsi una mossa, come ha detto giustamente Gentilini nel suo colorito, come sempre, modo di comunicare, devono muoversi per dare anche delle soluzioni abitative, e solo così riusciremo a mantenere una pace sociale, un inserimento, come abbiamo già dimostrato di riuscire a fare da 20 anni a questa parte con la prima immigrazione. A te, direttore. Grazie Lucio, hai ragione perfettamente, non si può usare un termine improprio, ex sindaco, è il sindaco per sempre, Giancarlo Gentilini. È un uomo straordinario, un ragazzo di 94 anni, davvero. E lo aspettiamo sempre qui in studio, ma intanto molto spesso Lucio Zanato lo incontra e abbiamo sue notizie. Allora restiamo sulla politica locale, perché c'è fermento, fibrillazione all'interno del centrodestra. Qui in Veneto Forza Italia, con il nuovo coordinatore Flavio Tosi, sta cercando candidati eccellenti, e li cerca anche nei partiti alleati, e ci sono stati passaggi clamorosi, altri ci saranno, dalla Lega a Forza Italia. Sentiamo cosa dice un esponente di spicco di Forza Italia, il sindaco di Conegliano Fabio Chies. Abbiamo persone che vedono con favore il nostro partito in questo momento, che vedono una prospettiva, al di là che arrivino dalla Lega o che arrivino da altri partiti. Devo dire che noi abbiamo sempre cercato di aprire le porte a tutti coloro che vogliono ragionare su alcuni principi, su alcuni valori che Forza Italia ha sempre incarnato. La fuga di alcuni leghisti verso Forza Italia non sarebbe isolata, altri politici potrebbero approdare presto al partito di Berlusconi. Ci stiamo riprendendo da un periodo difficile, spiega Fabio Chies, e vedere molte persone che si stanno avvicinando a noi dà l'idea che il lavoro fatto in questi anni ha reso il partito più solido, più strutturato, per cui benvengano persone di esperienza. Il riferimento è evidente: venerdì l'ufficializzazione del passaggio dalla Lega a Forza Italia dell'ex senatore Giampaolo Vallardi.
È una persona di grande esperienza che ha ricoperto ruoli importanti anche a livello nazionale, soprattutto per quello che riguarda i temi dell'agricoltura, ed è importante che porti le proprie conoscenze e la propria professionalità all'interno del nostro partito. Progetti e obiettivi ben chiari. Abbiamo il prossimo anno quasi 60 comuni che vanno a voto in provincia di Treviso, ci stiamo preparando, abbiamo anche dei ragionamenti, stiamo facendo sulle europee che si voteranno nel 2024 e poi ci si avvierà verso le regionali, per cui tutte scadenze che vedono il partito lavorare molto sul territorio. Non solo politici, ma anche molti giovani, spiega Fabio Chies, si stanno avvicinando al partito, non solo. Quello che stiamo facendo in Forza Italia è recuperare tutto un elettorato che in questo momento si sente orfano o molte volte non va a votare perché non trova delle motivazioni. In Forza Italia stiamo cercando di ridarle partendo dai programmi, partendo dagli uomini sul territorio. Poi se questi programmi attraggono anche persone di altri partiti, ben venga, ma noi sicuramente non facciamo scouting sugli altri partiti. Insomma, una campagna acquisti che sembra dare ragione a Forza Italia e rischia di vedere la Lega orfana di esponenti di spicco. Sull'argomento il presidente Zaia glissa e si limita a dire: non penso nulla, nel senso che sono attività delle segreterie politiche, se vuole rispondo dei problemi dell'amministrazione. Questo era il presidente Luca Zaia. Intanto Italia Viva è alle prese con l'annuncio del leader Matteo Renzi di volersi candidare alle europee nel centro. Nessun cambio di pelle, dicono dal partito, ma la costruzione di un progetto riformista condiviso. A metà ottobre ci saranno i congressi. Devo dire che come al solito Matteo Renzi non si tira indietro sulle sfide che possono sembrare difficili, lui riesce sorprendentemente sempre a trovare una collocazione giusta e corretta per la politica riformista che intende portare avanti. Il divorzio con Carlo Calenda è ormai definitivo, lo conferma la decisione di Matteo Renzi in vista delle Europee 2024. Sarà candidato nel collegio di Milano con la lista de Il Centro. Calenda lo bolla come un progettino e tira dritto, mentre nel territorio gli esponenti di Italia Viva si ritrovano per l'ennesima volta alle prese con un'improvvisa virata del loro leader, anche se la coordinatrice regionale Martina Cancian parla di scelta concordata. Un annuncio condiviso, la nuova sfida per Italia Viva e per tutti i riformisti è quella delle europee del 2024. Abbiamo 9 mesi per lavorare per un nuovo schema politico riformista, moderato, che possa aggregare varie tradizioni anche che hanno fatto grande la storia del nostro paese, quali i socialisti, i liberal-democratici, i popolari, e Matteo si è preso questa responsabilità, quella di costruire questo schema politico nuovo in Europa e di poter aggregare tutti coloro che hanno voglia di costruire questo progetto. Sul tavolo c'è l'ipotesi di abbassare la soglia di sbarramento per Strasburgo dal 4 al 3%, ma il tema, sottolinea Cancian, non è questo. Il nostro progetto politico per l'Europa non vuole solo superare la soglia di sbarramento, ma vogliamo che tutti i partiti siano rappresentati in Europa. Italia Viva guarda non solo alle europee ma anche alle amministrative del 2024, a cui approderà dopo essersi riorganizzato sul territorio come vero e proprio partito. Noi, per quanto riguarda Italia Viva, siamo ormai vicini ai nostri congressi che si terranno a metà ottobre. La base finalmente potrà votare i rappresentanti locali, quindi provinciali, regionali e poi anche nazionali, delegati che quindi avranno dalla loro la forza di un voto che proviene appunto dagli iscritti. Siamo fiduciosi di riuscire a concludere questo nostro percorso. Una notizia arrivata poco fa, prima della pubblicità, è morto Giuliano Montaldo, il regista aveva 93 anni. Giuliano Montaldo è stato spessissimo per lavoro anche qui in Veneto, è stato molte volte alla Mostra del Cinema di Venezia, ha realizzato film come Sacco e Vanzetti, Gli Intoccabili, aveva 93 anni, era il decano dei registi italiani. Pubblicità e poi torniamo con Focus TG. Una notizia che è arrivata poco fa, questa mattina un alpinista australiano, non se ne conosce l'età e nemmeno le generalità, è morto
precipitando dal canalino del Prete, località Ravalles, Cortina d'Ampezza. È intervenuto l'elicottero Falco 1, operazioni non ancora concluse, purtroppo non c'era più nulla da fare. Riprendono, dicevamo, le scuole il 13 settembre e a una settimana dalla riapertura ovviamente se ne sta parlando molto, non solo per la presenza di migranti in alcune scuole di Padova, ma perché c'è il caro scuola, c'è il caro testi scolastici, la cancelleria costa un occhio della testa, le famiglie sono preoccupate e poi ci sono anche molti vuoti da colmare tra gli insegnanti che mancano gli insegnanti anche nelle nostre scuole. Sentiamo l'appello dell'assessore al lavoro e all'istruzione della Regione del Veneto, Elena Donazzan. Il caro scuola quest'anno pesa non poco sulle famiglie che già devono sostenere gli altri aumenti. A risentirne sono in particolare le classi prime, medie e superiori, con un aumento generalizzato del 10%. Questo si riflette anche sugli insegnanti, spiega l'assessore regionale alla formazione. Io credo che questo dovrebbe essere affrontato in maniera molto forte a livello centrale, perché il tema del caro della vita, peraltro più cara a nord che a sud, ed è per questo che molti insegnanti non vengono a vivere e a lavorare in Veneto, in Lombardia, nel nord Italia, perché c'è anche questo tema della differenza tra territori. Un insegnante che prende 1.200-1.300 euro e ha un affitto di 700 euro e magari una famiglia è impossibilitata. E quindi alcune scoperture della pianta organica sono anche legate a questo. E questa è una cosa che preoccupa molto me. Il ministro Valditara ne ha anche parlato ed è stato subito attaccato rispetto al costo della vita così differente tra territori. Sulla questione libri, Donazzan poi evidenzia. Ho sempre detto: ma perché si devono cambiare tutte le volte? Ma perché si devono acquistare? Le scuole stanno anche facendo mercatini interni, ma il costo è veramente grave e questo va ridotto. Ma se il caro libri non bastasse, spesso ci si scontra anche con richieste assurde di materiale da parte di determinati insegnanti, come lamentano molti genitori. Io mi auguro che nelle scuole, soprattutto nella loro collegialità, quando gli insegnanti devono stare insieme a confrontarsi, tutto questo peso, tutta questa anche ansia. Vedete, la professoressa Lucangeli in un incontro importante a cui ho partecipato a fine anno scolastico ha detto: il sentimento che i ragazzi, soprattutto delle scuole superiori, provano, ma anche nelle medie, è ansia. Non si può andare a scuola con l'ansia, a scuola si deve andare col sorriso. Sì, giustissimo, però appunto la situazione è piuttosto complicata per le famiglie, perché c'è una stangata d'autunno in arrivo non soltanto per il caro scuola, ma per le bollette, per la benzina, per il caro carrello, per i mutui. Sentiamo come si attrezzeranno i vicentini per fare fronte ai rincari. Li ha sentiti Luisa Bertini. Le bollette sono pesanti, le bollette quelle sì, specialmente quando è finito il caldo. Adesso che si comincerà a riscaldare, comincerà a essere pesante la cosa. Siamo preoccupati per tutto, prima cosa, e sicuramente sul riscaldamento, nel senso che abbiamo paura di un inverno freddo, per cui sarà la voce che ci preoccupa un po' di più sul gas, sulle bollette in generale. Le bollette che arriveranno, noi abbiamo speso delle cifre folli per il riscaldamento autonomo. Le bollette e anche l'affitto, purtroppo. E come si va ad ovviare a questo problema? In cosa si taglia? Una parola. Ci sono sempre stati i rincari e sono mesi che vanno avanti. Io ricordo che si spendevano, non so, 60-70 euro, adesso arrivi oltre i 100 sempre per delle spese banali, insomma non esagerate. Poi sarebbe importante che togliessero il gas rispetto all'elettricità, perché adesso sono legate. Questo è decisivo sulla bolletta della luce. La pensione, quella mi preoccupa, talmente scarsa che non seguo più i rincari e sono loro che inseguono me. Difficile tagliare, cioè sulla spesa forse, perché poi non riesce a pagare se non le tasse. Per una donna di casa cerco di usare meno il forno.
quindi cerchiamo di fare alimenti dove invece di avere la necessità di usare il gas 2 ore, lo usi 1 ora, ipoteticamente, così. Si abbassano i gradi della caldaia, per forza, e si tiene un maglione in più. Finché ce la farò, qui pochi risparmi, ok, poi si vedrà. Abbiamo cercato di comprare libri usati, così, o cercando da amici che magari avevano figli che facevano la stessa scuola, che ce li prestavano, fortunatamente ci sono, per forza poi la scuola su quella non possiamo rinunciare. Penso che alle superiori ci siano spese importanti. E la pensione è sempre quella. Ed è finito anche il superfluo. Ed è finito anche il superfluo. È finito anche il superfluo e ci sono stati problemi per il turismo in questa fase finale dell'estate, perché c'è stato un calo inatteso, si pensava che le cose potessero andare meglio, non che ci siano stati grossi problemi, ma le aspettative erano senz'altro più rosee. Molti gli italiani che comunque sono partiti, che partiranno anche in settembre, sono previste molte partenze in questo mese perché i costi calano, non è più alta stagione e molti italiani adesso andranno a Londra partendo direttamente da Treviso, molti trevigiani, perché l'aeroporto Canova ha riattivato la rotta Treviso-Londra e l'ha annunciato ieri il sindaco Mario Conte. Sentiamo. Siamo riusciti a riportare la rotta Londra-Treviso, che è una rotta importante sia per i trevigiani che vogliono andare a Londra, sia per i tanti trevigiani che vivono a Londra e che vogliono rientrare a casa. Dal prossimo fine settimana Treviso torna a collegarsi con Londra. Prenotazioni aperte per i voli tra l'aeroporto Canova e quello inglese di Luton con Ryanair. Voli previsti nelle giornate di mercoledì e domenica. Credo che anche passata la tornata elettorale, dove i rappresentanti del Comitato No Aeroporto hanno raccolto circa una 16ina di voti, io credo che non ci sia più un tema da questo punto di vista. Sindaco molto attento ora a migliorare soprattutto l'area esterna del Canova, dove sta avanzando il cantiere per la passerella pedonale sopra la Noalese. Credo che nel giro di qualche mese la passerella sarà completata, anche perché al netto delle opere di fondamenta poi la passerella è una struttura prefabbricata e quindi di veloce composizione. L'abbiamo chiesta con il doppio ascensore, con le rampe, quindi insomma è una struttura decisamente importante, ma soprattutto la attendiamo con fiducia per risolvere i problemi viari. E i problemi della passerella in questo caso, poi ci sono problemi che ci vengono segnalati dai cittadini che chiamano Rete Veneta proprio per denunciare disservizi e situazioni che sono che richiedono interventi. Vediamo questa questione di un passaggio a livello bloccato. Sentiamo. Passaggio a livello al confine tra Cittadella e Rossano Veneto in via della Salute. Questa mattina è rimasto bloccato con un veicolo tra le sbarre. Fortunatamente il sistema ha bloccato la circolazione dei treni. Quelli dell'Etra, col camioncino, per prendere su i rifiuti, e ha fermato il camioncino e si è abbassato le sbarre. Era fra le sbarre dentro e fuori, quando è partito si è abbassata la sbarra, è partito e ha rotto la sbarra praticamente. Ah, ecco. E quindi li ha bloccato? Li ha bloccato il treno, perché quando la sbarra si sposta c'è un micro che blocca il treno. L'incidente risolto in mattinata ha comportato però un forte disagio nella zona. Questa strada di campagna apparentemente tranquilla in realtà è una scorciatoia molto usata dai lavoratori pendolari che si spostano tra i due comuni. Non succede spesso che il passaggio di livello si fermi tanto così. Il problema è che qui c'è un passaggio troppo intenso, elevato per la percorrenza e per la carreggiata di questa strada che è quasi comunale, quindi secondo me il passaggio è troppo elevato per quello che consente il passaggio e la larghezza della carreggiata. Capita spesso inconvenienti in questo punto qua, sì. A lei personalmente cosa ricorda? Ma c'è stata anche gente qua che è morta. Sì, il servizio di Daniele Garbin, grande impressione per l'incidente a Brandizzo, nel torinese, 5 operai che sono stati investiti da un treno, un video che è saltato fuori in cui ci sono le immagini poco prima della tragedia di questi uomini che hanno iniziato i lavori pur essendo stati invitati a non farlo perché c'erano treni in transito.
E ieri, a proposito di ferrovie, il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, è andato a controllare, fare un sopralluogo per i lavori dell'alta velocità. Sentiamo cosa ci ha detto. Passaggio alta velocità e alta capacità a Vicenza, partita aperta sul tema della stazione. Oggi il sindaco Giacomo Possamai a confronto durante un sopralluogo con i tecnici RFI e i Ricav 2. Tra i temi all'ordine del giorno è stato rilanciato quello storico relativo al sottopassaggio davanti alla stazione, attraverso la disamina di benefici finali e relative complicazioni dal cantiere ai costi. Rilanciato anche un secondo aspetto che riguarda le parti interrate. Noi insistiamo su un punto, cioè che l'obiettivo deve essere quello di interrare la strada che passa davanti alla stazione e però di evitare invece che sia interrata la stazione e le funzioni della stazione, per cui per esempio la piazza Ipogea che c'è nel progetto non ci convince per motivi di sicurezza, siamo nella zona di Campomarzo, è importante il controllo, il presidio del territorio, quindi abbiamo chiesto di tenere in superficie tutte le attività della stazione e invece di continuare a insistere sulla progettazione davanti alla stazione per prevedere l'interramento della strada. Infine, in senso più ampio, è stato affrontato il tema relativo alla riqualificazione, rifunzionalizzazione e ripopolamento, con lo sguardo sui negozi sfitti della stazione, da realizzare con interventi a breve e medio periodo. Oggi ci sono troppi negozi sfitti, è una stazione che non ci soddisfa, che non funziona così com'è, per cui servono investimenti. Intanto serve ripopolarla di attività e di negozi, quindi serve una politica dei prezzi più bassa che già sta mettendo in campo 100 stazioni, ma poi serve una riqualificazione complessiva, per cui un grande investimento per rifare la stazione, per rinnovarla, e su questo presto ci verrà presentato un progetto che speriamo possa essere messo in campo. I giovani dei centri sociali non ne vogliono sapere di lasciare l'ex caserma Piave, lo hanno detto a gran voce nella conferenza stampa mostrando le loro iniziative. Vediamo, ovviamente qui parliamo di Treviso. Ogni realtà, ogni associazione ha fatto la propria parte per riqualificare l'area dell'ex caserma Piave, un'area concessa nel 2017 dal sindaco Manildo. La notizia di una perizia richiesta dal comune ha fatto tremare quanti per anni hanno lavorato in quest'ottica. In una conferenza stampa, Open Piave e quanti gravitano attorno a questo progetto hanno voluto mettere i puntini sulla I. La parte dell'immobile a loro disposizione non si tocca, molti lavori effettuati. All'appello manca, ci spiega un architetto che sta curando le opere, solo uno spazio che ancora non è stato consegnato. Essendo rientrato nel nostro comodato d'uso, noi abbiamo sempre richiesto che venissero liberate dalle traversine presenti, e questo è stato fatto solo in parte a periodi e poi riempito di nuovo, e ci troviamo con uno spazio che non è a nostra disposizione, nonostante sia all'interno del comodato d'uso. Open Piave ha lavorato per mettere insieme realtà diverse. La cosa interessante nata in questi anni, verificata in questi anni, è che si possono creare interazioni tra un centro sociale, un centro per disabili, che attualmente lavorano già insieme per creare delle attività trasversali, interattive. Noi nello specifico dal 2016 lavoriamo principalmente con i migranti, nasciamo in un momento particolare, quindi durante la crisi umanitaria del 2016, e abbiamo sempre operato sul fronte migratorio principalmente, cercando di creare poi una finestra tra quello che è il mondo dei centri di accoglienza e quello che è il mondo esteriore. Se questo spazio venisse meno sarebbe davvero una catastrofe per le associazioni. Non lo voglio neanche pensare. Voglio anche pensare, perché vuol dire vedere sulla strada una cooperativa, perché ci siamo esposti, e poi anche le persone con disabilità che dovrebbero in pratica circolare in questo spazio qua, anche perché l'idea è quella di far sì che questo spazio qua sia uno spazio alternativo al centro diurno, quindi qualcosa di completamente innovativo, insomma, proprio soprattutto inclusivo. A placare le polemiche il sindaco di Treviso. Fino a scadenza del contratto nessuno toccherà quell'area. Nessuna volontà di danneggiare nessuno, anzi, siccome quella è diventata casa delle associazioni, sarò ben lieto di incrementare la presenza di associazioni andando a inserirne anche altre.
Nicola Vendraminetto di Django ha voluto togliersi comunque un sassolino dalle scarpe, tornando a parlare di un processo relativo a multe per 30.000 euro inflitte dai vigili urbani per irregolarità riscontrate durante un evento. E abbiamo vinto, cioè sostanzialmente le multe sono state annullate perché sostanzialmente è parte della convenzione il fatto che noi possiamo fare degli eventi per sostenere le spese di gestione di recupero dello spazio stesso. Quindi il Comune è stato condannato a pagare le spese processuali. Servizio di Daniela Sizia, torniamo a Bassano del Grappa perché sono arrivate solo delle briciole all'ULSS 7 Pedemontana rispetto a quanto ha stanziato la Regione per altre aziende sanitarie del territorio. Sentiamo il servizio Ferdinando Garavello. Quasi 1.700.000 euro per la sanità bellunese, 300.000 per l'ULSS 2 della Marca Trevigiana, più di 2 milioni di euro per l'ULSS 3 Serenissima. In ballo per queste tre aziende, fra gli altri interventi, una risonanza magnetica, mezzi di soccorso, la piasta angiografica dell'ospedale di Mestre e una nuova sala ibrida e di emodinamica a Belluno. All'ULSS 5 Polesana vanno 800.000 euro, altri 700.000 vanno all'ULSS 6 Euganea per gli ospedali di Campo San Piero, Piove di Sacco e Cittadella. Sempre a Padova arrivano più di 600.000 euro per i mezzi di soccorso e interventi vari all'azienda ospedaliera cittadina, mentre all'ULSS 8 Berica sono stati destinati 273.000 euro per mezzi di soccorso. In lista poi l'ULSS 9 Scaligera con 170.000 euro per le colonne laparoscopiche e l'ULSS 4 Veneto Orientale con 134.000 euro per l'acquisto di mezzi di soccorso. Vi pare che manchi qualcuno? Effettivamente sì, manca l'ULSS 7 Pedemontana, per la quale la Regione ha stanziato meno di 40.000 euro per mezzi di soccorso. L'azienda sanitaria di Bassano, territorio di riferimento per l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, è l'unica a scendere sotto i 100.000 euro di finanziamenti in un pacchetto da 7 milioni e mezzo di euro stanziati dal governo veneto e nella speciale classifica che emerge da questa nota regionale risulta come la Cenerentola del Veneto. A fornire la lista degli interventi è proprio la Regione che ha approvato i finanziamenti dopo il via libera della Commissione per gli investimenti in tecnologia ed edilizia in sanità, rispondendo a una serie di progetti e acquisti presentati dalle varie ULSS e aziende ospedaliere del Veneto. E riguarda la sanità, la prima pagina del Corriere delle Alpi online, vediamo il titolo: bonus a chi contiene esami e farmaci, patto biennale tra ULSS di Belluno e medici di base, fissati gli obiettivi per diagnostica, medicinali, screening e vaccinazioni, premi monetari per chi li rispetta. Andiamo in pubblicità, proprio 1 minuto e mezzo, e poi torniamo con Focus TG. State con noi, grazie. Noi in diretta con Focus TG andiamo alla vicenda Baxi Pengo. La Baxi a Bassano del Grappa acquisisce il gruppo friulano GE Holding e molti si chiedono cosa cambierà ora per lo stabilimento bassanese che chiede da tempo un ampliamento. Vediamo. A Bassano tutto tace sul tavolo che molte voci chiedono per far luce sul futuro di Baxi. Sul panorama nazionale, invece, la multinazionale acquisisce in accordo con Termea il 25% del gruppo GI Holding, realtà di rilievo per la produzione e commercializzazione di soluzioni per raffreddamento e la climatizzazione. Il gruppo, con sede alla Tisana in Friuli, è operativo nel settore delle pompe di calore e di altre apparecchiature, ha 300 dipendenti e siti produttivi in Italia e in Ungheria. La partnership strategica fra Baxi e il gruppo friulano è iniziata nel 2020 e consentirà alla multinazionale di ampliare l'offerta sul mercato italiano e internazionale. Fin qui la fredda cronaca finanziaria di un'acquisizione iniziata probabilmente qualche tempo fa e formalizzata oggi, nel pieno della bonaccia arrivata dopo la bufera che ha squassato Bassano fra Baxi, XR, Pengo e San Lazzaro. E qualcuno si chiede quali ricadute avrà questa novità sulle linee produttive bassanesi che attendono novità dalla casa madre entro breve. Qualcun altro fa notare invece che questa notizia assomiglia tanto a una conferma di un mantenimento della produzione a nord-est con relative buone nuove sul versante occupazionale.
E qualcun altro ancora vede in tutto questo un impellente bisogno per Baxi di trovare quegli spazi di cui si parla ormai da mesi in riva alla Brenta. Che siano all'Exiar, sull'area già attiva della multinazionale o in altra sede, questo è tutto da vedere. Ma proprio per questo motivo appare chiara la necessità di aprire quel tavolo chiesto dalle opposizioni durante il Consiglio Comunale del 27 luglio, nel quale il pareggio dei voti sul protocollo Baxi-Pengo ha sancito la bocciatura del provvedimento proposto dall'amministrazione Pavan. Lo stesso tavolo è stato chiesto da associazioni, sindacati, lavoratori e in definitiva dalla città. Un anno fa ricorderete le dimissioni del vice sindaco di Bassano del Grappa, Roberto Marin, che oggi tira le somme e dice non è cambiato nulla. Sentiamo. Un anno è passato da quando Roberto Marin ha deciso di chiudere la sua esperienza da vice sindaco, uscendo di scena in aperto contrasto con alcune scelte nel metodo e nel merito della sindaca Elena Pavan. Oggi, a un anno di distanza, Marin mette in fila quel che è cambiato in città. Mi sembra che tutti i problemi sono rimasti fermi al tavolo, tutti i problemi storici che la città di Bassano ha sono fermi. Ho contestato all'epoca e contesto tuttora il modo, la modalità, il metodo in cui si costruisce una strategia politica e amministrativa della città in questo momento. Ci sono dei problemi sul tappeto e rimangono tali. E così, come si faceva una volta nel finale dei film, il protagonista va a vedere che fine hanno fatto le cose lasciate in sospeso. E qui, dice lo stesso ex vice sindaco, non solo non è cambiato nulla, ma ci sono anche delle novità. Abbiamo visto cosa è successo per le case di riposo, abbiamo visto cosa è successo per il Polo Museo Santa Chiara, abbiamo visto cosa è successo per il caso Baxi-Pengo, abbiamo visto cosa è successo in Consiglio Comunale dove il luogo che rappresenta la città non c'è stato quel rispetto che è la libera espressione di voto per i consiglieri comunali e quindi la città ha bisogno assolutamente di buona politica, ha bisogno del rispetto del Consiglio Comunale. Ecco quindi, secondo Marin, di cosa ha bisogno Bassano oggi. Penso che la città abbia bisogno di un cambiamento radicale, ha bisogno della buona politica, ha bisogno che i cittadini bassanesi diventino protagonisti delle scelte, siano fatti partecipi, sia condivisa, fatta un'attività di condivisione, di informazione alla città prima di operare le scelte più importanti. Resta una domanda da fare. Rifarebbe quel che ha fatto? Lo rifarei sicuramente nello stesso modo anzi sono fermamente convinto ad un anno di distanza di aver fatto la scelta più giusta e opportuna e soprattutto coerente. La città di Padova ha avviato i cantieri per il restauro di 3 dei ponti in pietra della città, il più antico, quello di San Leonardo, costruito nel XII secolo. Sentiamo Chiara Gaiani. Questo è il ponte San Leonardo, poco distante da Ponte Molino. È il più antico dei 3 manufatti che saranno restaurati grazie ai fondi del PNRR a Padova. Costruito nel 1140, rifatto in pietra a fine 200, il ponte fu percorso da suoli di artigiani, bottegai, osti in questa zona produttiva di Padova. Una vecchia signora, anche l'altro ponte interessato dai lavori, quello più giovane, forte dei suoi 2 secoli di vita. Ci spostiamo in città ed ecco il ponte dell'osservatorio all'ingresso della Specola. Ma i lavori sono partiti a ridosso dell'antico orto botanico di Padova, come spiega il vice sindaco Andrea Michalizzi. I lavori sono iniziati sul ponte del Maglio, che è il ponte che conduce all'ingresso storico dell'orto botanico, quindi un ponte piccolino ma anche un ponte del 1500, quindi anche un suo valore storico piuttosto importante. L'intervento è un intervento di restauro conservativo. I lavori riguardano soprattutto la volta sottostante, ma poi rifaremo anche la pavimentazione storica in acciottolato e dureranno un altro mese. Non ci sono interferenze con la viabilità, solo è visibile il cantiere, quindi magari un piccolo restringimento. Sul ponte del Maglio, che i padovani ricordano anche come ponte della morte, la leggenda si perde nella notte dei tempi, i lavori dureranno altri 30 giorni. Dal ciottolato ai parapetti tutto sarà riportato all'antico splendore. Si passerà poi agli altri 2 ponti. Nel complesso i lavori di consolidamento e restauro, realizzati sotto l'occhio attento della sovrintendenza, costeranno quasi €1 milione.
80 anni molto ben portati, quelli della Mostra del Cinema di Venezia, nonostante lo sciopero degli sceneggiatori americani, quindi l'assenza di star dagli USA, sono aumentati di molto gli ingressi. Vediamo. La Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, anche senza alcune star americane, fa il boom di presenze. Nei primi 5 giorni del festival, da mercoledì a domenica scorsi, si sono venduti 35.000 biglietti, il 10% in più rispetto al 2022, di cui 6.300 abbonati, 114.000 presenze in sala con una crescita del 18% guardando allo scorso anno e 11.300 sono stati gli accreditati. 80 edizioni della Mostra del Cinema di Venezia raccontati con interviste storiche inedite con un ricco repertorio di immagini di archivio nel documentario Dalla parte del leone. La voce narrante è quella di Carla Bruni, il documentario di Battista Cegaray e Giuseppe Bucchi ripercorre le tappe cruciali e i momenti significativi della rassegna cinematografica più antica del mondo. Il materiale è vastissimo, ci si potrebbe fare una serie, chiaramente non si poteva mettere tutto, però diciamo che Battista ha scelto di dare una chiave di lettura. È anche molto interessante vedere come il festival viene visto fuori dal panorama italiano. Ci sono tantissime chicche, tantissime cose, ci sono delle interviste fatte da Lello Bersani, che ne so, una su tutte potrebbe essere a Roberto Rossellini. La Mostra di Venezia rimane una delle mostre cinematografiche, anzi è l'unica che si chiama mostra, perché sennò sono festival. Qui sono stati scoperti tantissimi registi, tantissimi attori sono nati qui. Et donc on a vu des heures et des heures et des heures d'archives depuis les années. Abbiamo usato molto le immagini di vecchio archivio che mostrano l'importanza dei film che sono stati proiettati qua, e poi abbiamo visto ore e ore e ore di materiale d'archivio, abbiamo trovato delle cose fantastiche. Alla mostra anche Rocco Papareo per ritirare un premio collaterale. La mia più grande soddisfazione è stato progettare, realizzare e assistere alla sua diffusione del film Basilicata Coast to Coast. Il mio primo film e sono molto contento e orgoglioso di averlo fatto. Servizio di Lorenzo Maier che sta seguendo per noi la Mostra del Cinema. Chiudiamo con 2 notizie di cronaca dalle prime pagine dei giornali locali. Questa è la Tribuna di Treviso. Schianto a Casier, muore dopo 14 anni di coma. Si tratta di Marica Zanco, aveva 52 anni, commozione ad Osson, sospesi i funerali già programmati, manca il nulla osta del magistrato. E poi la Nuova di Venezia, a Milano, muore a 42 anni davanti alla figlia e la famiglia chiede l'autopsia. Funerali rinviati per Damiano Perale, stroncato da un infarto mentre stava giocando con la bambina. Lascia la compagna Elena e la sorella Chiara. È tutto per oggi, grazie molte a Francesco Ceron in regia con Alberto Pivetta. Buona giornata, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Parleremo in particolare dei Veneti nel mondo. Buona giornata.